Se domani questo negozio dovesse aprire fino alle 5, che cosa cambierebbe? Cambierebbe tante cose perché ci sono le persone in cantieri che finiscono a lavorare alle 17 e dopo vengono qua. Se una persona lavora dalle 8 è un problema, perché se va al negozio si chiude non possono trasferire i soldi. Certo, lei è venuta qui a fare in Sì, particolare un trasferimento. aiuto ai miei genitori Che dove si trovano? in Ucraina. In Ucraina. Lei è qui a Monfalcone da quanto? Non sono di Monfalcone, sono di Ride Puglia, sono 17 anni che sono qua. I miei in Ucraina prendono la pensione solo 50 euro. Lei è qui da sola con la famiglia? Sono sposata. Si è sposata, suo marito è qui? Sì, sì, sì. Il mio nome è Mamunal Rashid. Ok. La mia attività è quella via Sant'Ambrogio, è un negozio via Sant'Ambrogio 29/C, una money transfer, mia attività. Dovrai chiudere alle 5. Giusto? Sì, ho visto, sì, quello una... Tu e un altro. Un altro. Che è? Solo un altro stesso, il negozio, money transfer, la IFAT, stesso. Solo due persone, quello via Sant'Ambrogio, money transfer. Quindi solo voi due, da quel momento in poi, dovrete chiudere alle 5. Sì. Che cosa significa per te chiudere alle 5? Non lo so, quello non lo sai cosa significa, non lo pensare. Quello alle 5, quello non posso la chiudi, perché alle 5 arriva la cliente. Quando la vicino in cantieri, oppure tutti l'ufficio, le chiudi alle 5. Dopo vengo la cliente, manda soldi, invio un stereo, anche loro, dopo la 5. Ok. Dopo la 5. Tu da quanti anni è che hai l'attività? Hai detto? Io ho attività 11 anni. 11 anni. Anni stesso posto, stesso negozio. Già al IFAT? contrario. Anche 13. IFAT, un altro negozio, passato da 12 anni. Tu sei qua da solo, sei con la famiglia? Sì, con la mia famiglia, vive qua con 2 bambini, anche Una moglie. moglie e 2 bambini? Sì, 5, 10, 8 anni quello bambino grande. 8 anni. Anche la piccola ha 4 anni. Tutti l'hanno nato la Monfalcone. Hai fatto domanda per la cittadinanza italiana? Sì, io ho già fatto la domanda alla cittadinanza Italia, se l'ha fatto il documento. Sì, quello ho fatto. Quello. Dove hai presentato? Presentato io della prefettura, Sì. già proprio ieri, ho fatto tutti i Ah, proprio documenti. ieri? Proprio ieri, sì. Una signora, sì, lui ha parlato, sì, non venire 4 anni, vengo alla prefettura. Quanto passa 4 anni, dopo vengo alla prefettura. Oppure sempre vedi la internet come la Come la va avanti, posizione, come quella va? avanti. Tra sì. 4 anni Sì, devi sì, aspettare sì. 4 anni. 4 anni, sì. Adesso farsi le nuove leggi così.